Cari amici della Tenda TV, ben ritrovati per Estate Vittoriese, la rubrica che in quest'estate 2020 vi porta davanti alle telecamere i protagonisti della vita pubblica e amministrativa di Vittorio Veneto. Quest'oggi abbiamo il piacere di avere qui il sindaco di Vittorio Veneto, Antonio Miatto, che saluto. Buongiorno a te, buongiorno a tutti i telespettatori. Ci troviamo in un luogo particolare, alcuni di voi l'avranno anche già riconosciuto, siamo in cima al Parco Papadopoli nel Belvedere, diciamo, a Ceneda, e da qui in questo bel luogo facciamo una chiacchierata insieme al sindaco su quelli che sono i temi più caldi, nel vero senso della parola, perché insomma abbiamo scelto anche un orario adeguato per, Godercelo tutto. per godercelo tutto il caldo, ma insomma vi stiamo parlando a pochi giorni da Ferragosto e quindi ci sta, ci sta. Prima di cominciare, prima di entrare nel vivo, sindaco, come sta? Bene, grazie. Tengo botta. Come vedi ho scelto per la seconda volta Ceneda. Esatto, perché forse non è un caso. l'abbiamo, possiamo svelarlo ai nostri telespettatori, abbiamo chiesto ai nostri ospiti così un luogo particolarmente significativo. Abbiamo ospitato l'assessore Bruno Fasan proprio qualche giorno fa nel suo territorio, insomma a casa sua in quel del Lago Morto. Oggi siamo a Ceneda, siamo al Parco Papadopoli e vi parliamo dopo qualche settimana che lei è stato ospite della nostra Claudia Borsoi, che salutiamo, alla città che vorrei. Eravamo a pochi metri proprio qui in piazza Giovanni Paolo I, quindi per la seconda volta sceglie Ceneda. La prossima volta dobbiamo fare la Serravalle assolutamente, altrimenti si rischia una crisi diplomatica. No, le chiedevo come sta, perché insomma sono stati mesi non propriamente facili. Sì, abbiamo lavorato tanto, ma siamo anche convinti che bisogna battere il ferro tutti i giorni per poi alla fine tirare fuori un qualche risultato. Carne al fuoco ne abbiamo tantissima, forse troppa, perché le capacità operative dei nostri uffici sono sempre alquanto ridotte. Contiamo adesso con settembre, con il rientro delle ferie e soprattutto con l'arrivo di nuovi personaggi a sostituire i vecchi che sono andati in pensione, di riacquisire quel po' di operatività indispensabile perché le cose possano procedere. Altrimenti si continua a buttare carne sul fuoco senza mai raggiungere la cottura giusta. La cottura giusta, la cottura giusta. Appunto dicevamo, carne al fuoco ce n'è molta, gli argomenti trattati che hanno tenuto banco anche nel duplice consiglio comunale della scorsa settimana sono molteplici. Da cosa vogliamo cominciare? Fai tu. Allora cominciamo da un traguardo, diciamo, che è stato raggiunto qualche settimana fa e faccio riferimento alla caserma Gotti e all'aerocampo di San Giacomo di Veglia, che sono entrati nelle disponibilità, diciamo, del comune di Vittorio Veneto. Allora andiamo innanzitutto a spiegare un po' bene come si è giunti a questo accordo, perché l'abbiamo accennato nella scorsa trasmissione, ma alcuni telespettatori mi hanno detto: ma come la caserma dei carabinieri, cosa è successo? Allora cerchiamo di spiegare un po' come si è arrivati all'accordo, allo scambio, diciamo così. La cosa nasce con la dismissione da parte dell'esercito di tutti i suoi beni in città, grandi superfici, grandi immobili, perché se andiamo un pochettino ad analizzare abbiamo un aerocampo intero che sono 88.000, quasi 9 ettari, 8,8 ettari praticamente liberi, sui quali si possono fare certe cose. C'era una grande caserma di quasi 4 ettari e mezzo, quasi in centro città, perché ce l'abbiamo vicino a Meschio, tutti lo sanno, tutti la conoscono. Abbiamo un'altra area molto estesa di circa 22.000 metri quadrati in quel di Costa, che è la caserma Tandura. Abbiamo poi degli immobili come il Palazzo d'Oraltan, ai 320, no? Sì. Che anche quello tutti conoscono. Molto vicino a questo c'è il Palazzo Marinotti, il cosiddetto circolo sottufficiali. Abbiamo poi il Palazzo Piccin, sede del Quinto Corpo d'Armata. E quindi tutti questi beni, una volta che l'esercito se n'è andato, sono rimasti praticamente senza più nessun uso
e lo Stato desidera poterli mettere sul mercato perché deve ripagare il debito pubblico italiano, Certo, quindi certo. cercare di venderli al meglio. Venderli non è sufficiente, riutilizzarli al meglio in modo che possa la città fruire ancora di questi spazi per altre attività. Fra gli intenti del demanio dello Stato è quello anche di non pagare affitti. Nello specifico lo Stato paga al Comune di Vittorio Veneto un affitto per la caserma dei Carabinieri. Quindi era desiderio del demanio di poterla acquistare. Quindi la caserma dei Carabinieri di Via Boni è di proprietà del comune, ma viene utilizzata appunto dal Corpo dei Carabinieri. Quindi si era addivenuti alla possibilità di fare un concambio senza esborsi di denaro, che denaro liquido, ben sappiamo che ce n'è pochino in giro. Quindi la caserma è stata debitamente valutata dall'Agenzia del Demanio e parimenti sono stati valutati gli altri immobili. A noi, più che immobili edilizi, ci servivano superfici, soprattutto la superficie dell'aerocampo e per arrivare ad avere un valore grosso modo pari era stata individuata anche una parte della caserma Gotti. Era stata individuata nella parte più profonda rispetto alla strada, la fascia più ad est, che attualmente è occupata da una ventina di capannoni più o meno fatiscenti, tettoie e capannoni. La cosa era nata ancora anni fa con la precedente amministrazione e poi non se n'era fatto più niente. C'era possibilità anche di fruire del federalismo demaniale, per cui a finalità pubbliche si poteva anche chiedere di avere i beni dei militari anche gratuitamente. Però questa possibilità era sfumata a gennaio 2019 e quindi l'unica via possibile è quella del concambio. Abbiamo fatto diversi viaggi in quel di Roma per dialogare con i militari dell'apposita task force destinata alla dismissione dei loro beni e abbiamo avuto contatti con l'Agenzia del Demanio. Un po' alla volta siamo divenuti a una soluzione leggermente diversa, nel senso che invece che tenerci la parte più ad est, la fascia più ad est della caserma Gotti, quella per capirci lontana dalla strada, di tirare una linea trasversa in modo tale che, non so se hai presente, c'è come un campo di calcio appena dentro della mura, ecco quello diventerà interamente nostro e una linea tangente al suo lato minore nord, tirata verso est, delimita la zona che diventerà interamente comunale. Mentre abbiamo esercitato anche un'opzione sul resto della fascia profonda, nel senso che alla fin fine, quando i militari avranno finito di mettere a posto alcune cosine che ancora non sono perfettamente in ordine in quella parte di caserma, quella ci verrà concessa probabilmente per 50 anni, 30-50 anni in uso presumibilmente anche gratuito al comune. Quindi grosso modo dei 4 ettari e mezzo, circa 4 ettari saranno ancora appannaggio del comune. Ok, quindi questo riguarda lo scambio, diciamo, Lo che c'è scambio, stato. esatto. Dopodiché, contestualmente, con debiti passaggi consigliari, andremo a rifinire il pattuito, ovvero sia valorizzare urbanisticamente il resto dei beni in modo che possano essere messi sul mercato con un maggior valore. Ok, quindi tutti gli altri, Esatto. lasciando stare Gotti e Quelli restano Aerocampo. nostri, sì, esatto. Adesso però la domanda che i nostri telespettatori si stanno facendo è questa. Bene, adesso che abbiamo acquisito queste due aree, queste due superfici, ce lo diceva lei pochi istanti fa, molto grandi. Che cosa ci facciamo lì dentro? Perché c'è da dire che, se lo ricorderanno sempre i nostri telespettatori, nelle ultime 2 campagne elettorali
sono fioccate tante idee, proposte, eccetera. Cosa facciamo negli ex Primo Fod? Bene, adesso che quei due sono... No, non sono ancora, Sì, eh. vabbè, Entro sì. settembre ci siamo Diciamo, ripromessi di fare tutti i passaggi allora, necessari. diciamo che esatto, stanno per diventare del comune, Esatto, insomma, stanno per ecco. diventare. Sicuramente voi avrete già, starete già ragionando su come impiegare queste superfici. Sì. Ci dà qualche anticipazione? Sì, per l'aerocampo la questione è più semplice, non abbiamo nessuna intenzione di dar corso agli investimenti di quelle superfici con finalità industriali o agricole, eccetera, ma saranno esclusivamente sportivi e ricreativi. Okay. Abbiamo la possibilità di raggiungere un numero di campi sufficiente per accontentare tutte le squadre di calcio e soprattutto per realizzare i campi da rugby che la città non ha e che ne ha estremo bisogno, visto il numero di praticanti che si è cresciuto nel tempo e sono anche pure cresciuti questi ragazzini e adesso hanno bisogno di quelle superfici. E quindi nulla di meglio che avere un'area sufficientemente ampia per poterli allocare. Nonostante un campo, dipende da come lo vuoi misurare, ma 7-8 mila metri sono necessari per farlo, ma 8x4 fa 32, noi ne abbiamo 88, quindi ne abbiamo ancora tanta area. Potrebbe essere il resto dell'area adibita o a altri sport, ma quando sarà il momento, quest'autunno, convocheremo tutte le associazioni sportive della città per raccogliere tutte le esigenze, Certo. visto che Non si c'è può, solo si rugby, può- ovviamente, si certo. può pensare anche ad altre specialità e il resto comunque dell'ampia superficie a disposizione, noi pensiamo, per eventi importanti. Ok. Ecco, lì il posto c'è per fare un po' tutto. Quindi l'idea sarebbe quella, oltre al discorso campo, ovviamente poi ci sono delle necessità nel momento in cui si pratica uno sport in un determinato luogo, spogliatoi, Rugby altre poi ha strutture. bisogno di strutture più degli altri, il terzo tempo, Esatto. Infermerie, spogliatoi, squadra ospite, c'è tanta roba da fare. A chi dice che in quel luogo lì non ci sono abbastanza parcheggi o altre Beh, ci sono cose, 88.000 metri quadrati. ok, quindi Quindi penserete anche ovviamente ci sta un po' anche di parcheggio, certamente ci sta il parcheggio, Quindi è quell'area lì indispensabile. destinata Sport, sport. sì, Sport e certamente. grandi eventi, Esatto. riassumiamolo così. Sì. Mentre Caserma Gotti in centro città, Allora, Caserma Gotti in centro città potrebbe avere tanti destini, quello che noi ci rifiutiamo di pensare è di destinarlo ancora al commerciale. quindi non centri commerciali, non supermercati. No, nessuna destinazione di quel tipo. Noi pensiamo di fare una specie di, passami il termine, Central Park. Non è che noi abbiamo granché di bisogno di parchi, perché se a ben vedere ce n'è Siamo in un tanti. parco. Siamo in un parco come città e anche all'interno della città Esatto. ne abbiamo già abbastanza. D'altro canto, un'area così aperta non avrebbe altra destinazione se non quella dello sfruttamento urbanistico. Rifiutandolo, noi ci ritroviamo questa ampia superficie nel quale mi piacerebbe tanto vedere il laghetto con le papperelle e tutto quello che ci va dietro, no? Per una libera fruizione da parte dei cittadini. Ripeto, ce n'è tanti, probabilmente, come mi piace dire, bisogna lavorare anche un pochettino di fantasia nella fase di progettazione, perché magari pensandoci su possono venire fuori delle esigenze a tutt'oggi inespresse che potranno avere libera esecuzione in un'area così. C'è da Quindi questo per quello dire, che riguarda la superficie, sì, il c'è da famoso dire, campo da calcio, sì, chiamiamolo così, sì, che c'è all'interno della caserma ma Gotti. anche una parte di quello che oggi è occupato da capannoni e cosa potrebbe essere annesso a questa parte Ok. libera. Dobbiamo tener conto che nella parte più profonda
della caserma, i capannoni sono una ventina, non pochi. Dobbiamo tener conto che AVAB sono molti anni che cerca una sede che sia unica. Associazione Antincendi Boschivi di Vittorio Veneto. Ha mezzi anche importanti e tante attrezzature che oggi sono allocate in diversi punti, per cui al momento del bisogno c'è questa gente che corre a prendere quello che serve a destra e a sinistra. È tempo che abbiano una sede adeguata a tenere in ordine tutto il loro materiale. Abbiamo la Proloco, che ha anche quella i suoi mezzi e tante attrezzature che servono, e avendo il posto dove metterli può anche arricchirsi di altro e può dotarsi anche di altro, e quindi servono spazi di ricovero. C'è poi un'altra questione da tener conto, secondo me. Noi abbiamo la Mafil, grazie a Dio ce l'abbiamo, perché è piena di materiale ricoverato là. Senza la Mafil non sapremmo neanche dove metterlo, e quindi alcuni spazi all'interno saranno dedicabili a magazzini comunali. Il giorno che dovessimo individuarli e cominciare ad usarli, è chiaro che saremo più liberi nel riallocare la Mafil. Oggi, se dovessi vendere la Mafil, non saprei. Sarebbe il problema dei magazzini comunali, diciamo, che non hanno una collocazione, o sono comunque un po' sparsi. Nonostante tutte queste, poi per esempio mi è arrivata anche l'esigenza da parte delle scuole superiori tecniche di avere laboratori. E per loro, mi dicono, andrebbero bene spazi all'interno della caserma Gotti. Quindi molteplici possibilità sono allo studio. Sì. Pur considerandoli tutti, lo stesso 20 spazi sono un po' tanti, quindi probabilmente qualcuno sarà anche inutile e si potrà anche liberarcene. Però lo vedremo ragionandoci su. Ora possiamo. Domanda. Entro quando i cittadini di Vittorio potranno andare a giocare a rugby all'aerocampo di San Giacomo, andare a vedere le paperelle nel lago della caserma Gotti, o vedere, insomma, la sede dell'AVAB, eccetera, che ovviamente, fuori di scherzo, che tempistiche vi date? Guarda, potrebbero anche essere non lontane per quel che riguarda l'aerocampo. Abbiamo pensato a delle possibili soluzioni per dotarci delle energie necessarie. Abbiamo in corso lavori in zona industriale, abbiamo in corso dismissioni in zona industriale che potrebbero darci le economie utili a partire. Direi che se in una prima fase penseremo alle superfici di gioco, in una seconda fase subito dopo dovremo pensare a tutte le dotazioni che queste dovrebbero avere. L'importante è avere un progetto unico, definito, un obiettivo. Quindi entro quando? Ma potrebbe essere anche un anno o poco più. Se le cose si inanellano come spero, senza lungaggini varie, entro anche meno di un anno potremo probabilmente avere superfici di gioco. Caserma Gotti? Un po' più lunga? Un po' più lunga, per alcune parti prima, perché per esempio per riallocare l'AVAB e quelle cose là, anche prima. Penso che per metà dell'anno prossimo già vedremo i mezzi dell'AVAB entrare e collocarsi là, lo stesso anche per la Proloco, lo stesso anche. Naturalmente c'è una fase di studio che deve essere ben approfondita per non spendere i soldi due volte, bisogna farle con un obiettivo ben definito, queste cose qua, in modo tale da ottimizzare sempre, ecco. Ci parlava prima delle risorse, è proprio di pochi giorni la notizia che sarebbero stati sbloccati quei famosi soldi destinati, anche questi, a un utilizzo sportivo, diciamo così, che sono in arrivo da Roma. Inizialmente si era pensato, la precedente amministrazione aveva pensato di destinare questa somma di denaro sia al campo da rugby sia alle piscine comunali. Mi sembra che voi abbiate deciso di destinarle alle piscine che in questi giorni, in queste settimane, sono frequentate
dai vittoriesi, soprattutto la parte esterna, ma che ha bisogno di una sistemazione è tutta la struttura coperta, giusto? Praticamente quelle nostre piscine là sono state le prime, mi pare, fatte in provincia 50 anni fa. È chiaro che 50 anni pesano sulle spalle di tutti, anche delle piscine. Tante cose sono state fatte alle piscine, ricordo anche da assessore avevamo affrontato dal punto di vista energetico gli impianti, abbiamo fatto notevoli migliorie, però c'è bisogno anche della sostituzione di tutti. Poi Intervento radicale, diciamo. il robustimento della struttura con controventature interne per la sua statica e contemporaneamente sostituire tutti i vetri che ormai non tengono più nella temperatura e quindi quelli vanno rifatti. Quanti soldi arriveranno? 456.000 sono quelli in arrivo, circa la stessa cifra è quella necessaria per l'intervento alle piscine. Aver continuato a considerarla 250 più 250, nel senso 250 per il campo da rugby, 250 per le piscine, era la garanzia che non si faceva né l'uno né l'altro. Invece così almeno le piscine vanno avanti, il campo da rugby avrà altri finanziamenti per la sua Anche perché esecuzione. Ricordiamo che il campo da rugby, nell'idea del suo predecessore, della giunta Tonon, si sarebbe collocato in fianco al Victoria Campus, sì, diciamo, e quindi voi avete deciso proprio di cambiare la collocazione, la destinazione, insomma. Per diversi motivi. Il primo, cioè, il campo ci sarebbe stato, spostando la siepe che delimita le piste di atletica, eliminando i depositi d'acqua posti a sud di quell'area là, rovinando quella bellissima piattaforma da 90 metri per 45 che là in Tonsa e la quale ci teniamo per altri disegni. Era un gran spreco per avere un campo solo che poi per gli allenamenti sarebbe poi stato rovinato dagli allevamenti e quindi un campo è poco. Quando fai un campo da rugby hai bisogno di tutti quei servizi di cui si diceva, per cui $500.000 non sarebbe bastato, ce ne voleva magari il doppio se non di più, come succede. Sì, quindi... no? E quindi per fare una cosa la vorrei ma non posso su quel posto là, è meglio pensare un pochettino più in grande e fare una cosa più definitiva e soddisfacente in un posto dedicato. Allora, rimaniamo in centro, diciamo, perché ormai siamo lì e si è discusso anche l'altra sera in Consiglio Comunale, sto parlando della riqualificazione dell'area ex Carnielli, sappiamo ormai che insomma troverà posto un supermercato a lì e intanto c'è stata la bonifica, giusto? In queste settimane. C'è stata parte della bonifica. La bonifica, che è abbastanza complessa, ha bisogno di una parte che deve seguire un'adeguata progettazione con un piano di bonifica approvato dalla provincia. E in questo senso si parla soprattutto del cromo esavalente che è stato sversato tanti anni fa. E dell'amianto, cioè dell'Eternit che ricopre quella struttura là. E quello partirà a breve, mentre tutta la quota parte che non aveva bisogno di questo piano qua è già stata eseguita, che si è rivelata essere molto più indaginosa, molto più pesante del previsto. Perché? Perché la prima fase è quella dell'asporto di tutto il materiale, sedie rotte, travi cadute di quel tipo là, con savano, con dei contenitori di savano, fatto la differenziata e portato via tutto quanto. Quello che nessuno aveva valutato esattamente era la presenza invece di amianto friabile, non quello delle coperture. L'amianto friabile che si è rivelato essere un'enormità e che prima nessuno ci pensava. Perché una volta i tubi di riscaldamento che percorrono l'intero stabilimento erano rivestiti di fibre di amianto e quindi il loro asporto è stato necessario per far sì che chi ci lavorava dopo non corresse quel rischio amianto. E a fare la conta sono stati contati 2000 metri di tubi rivestiti di amianto. Quindi
o di fibra di vetro equivalente all'amianto come pericolosità, e quindi la cosa ha comportato un grosso lavoro. Non solo, ma c'erano due enormi caldaie completamente rivestiti dello stesso materiale, fa conto che la più piccola ha reso 5 metri cubi di questa robaccia, da sola. Non solo, ma in certi capannoni della parte più vecchia, il cui tetto era crollato, a occhio si vedeva una distesa, un mare di legno, no? Delle infrastrutture crollate. Ma queste, cadendo, hanno trascinato giù i soffitti che erano fatti di amianto. Ah, ok, Quindi ne è venuto fuori un'enormità di amianto. L'ULSS era là quasi quotidianamente a seguire i lavori perché si sono rivelati essere alquanto complessi. Sono state create delle camere stagne che l'ULSS arrivava, è presente il fumo delle discoteche? Ecco, facevano quel fumo là e controllavano da fuori che non ci fossero fughe. Si creava una depressione in modo che l'aria da fuori andasse dentro e non il contrario, e lì è stato lavorato quindi, un po' alla volta. diciamo che è stato compiuto un enorme lavoro che non era previsto non era in previsto, origine, nella sua quantità non era certamente e col senno di previsto. poi, per fortuna, insomma, che Esatto. si è deciso di intervenire, Esatto, perché sì, esatto. era comunque una sorta di bomba Sì, ecologica in centro città. Che il fatto che non sai che c'è poi è peggio, no? Esatto. Ecco. Quindi quel lavoro là è stato fatto. Adesso si comincerà con la fase successiva, che è quella del cromo esavalente. Cromo esavalente che qua a Vittorio, ma dappertutto dove c'erano galvaniche, veniva a fine ciclo sversato e così. Si cambierà sistema, ovvero sia non si userà più raccogliere un po' d'acqua dei 3-4 pozzi preesistenti, ma si faranno delle perforazioni apposite, fitte, più sottili e fitte, che andranno fino ai 30 metri di profondità dove è stato rilevato appunto il problema. E in questi carotaggi, chiamiamoli così, il cromo esavalente verrà misurato a ogni livello, buco per buco. Alla fine avremo un disegno tridimensionale delle masse interessate da questo cromo esavalente. Una volta che è stato fatto questo accertamento tridimensionale, verranno utilizzati delle iniezioni di sostanze che sono in grado di trasformare il cromo da esavalente a cromo trivalente, cioè da cromo tossico a cromo non tossico. Il cromo tu puoi anche leccarti il parafango di una bicicletta, certo, e non ti succede niente, perché non è tossico se non è esavalente. E quindi useranno questo sistema qua. Avevo sentito già una decina di anni fa che era ampiamente utilizzato in Germania per problemi analoghi, adesso qualche ditta anche qua si è attrezzata. Quindi per questo farlo. Per quello che riguarda la parte della bonifica. Fatto questo, verrà asportato tutta la copertura. Fatta la copertura, allora si procederà all'abbattimento e liberare l'area per realizzare quello che nel frattempo verrà progettato. Ok, ecco. Tempistiche anche qui? Oggi ho visto il cronoprogramma che è stato rallentato di 3-4 mesi, causa Covid anche quello. Entro luglio del 2021 dovremmo avere l'area pulita, aperta e completamente liberata. Dopodiché i tempi di realizzazione cos'è? Un anno, poco più. Chi investe vuole fare di fretta. Abbiamo visto che sono partiti, i supermercati sorgono volendo in una velocità. Il tempo è denaro, esatto, e quindi tu capisci che bisogna farlo fruttare. Chiaramente. A questo proposito rimaniamo lì ancora per un attimo, poi voltiamo pagina. Si è parlato, si è accennato di questo possibile ponte carrabile che andrebbe appunto ad aggiungersi, diciamo, in fianco all'area ex Carnielli. Appunto, questo ponte carrabile, come dici, non è un'invenzione dell'ultimo giorno, è da sempre che è stato pensato per raddoppiare un pochettino le potenzialità di ingresso e uscita della città da est. E la cosa poi era stata consolidata fra le opere obbligatorie da fare all'epoca del Carnielli proprietà Cervellin,
dopodiché là non se ne è fatto più niente, la cosa non ha avuto un Spieghiamo bene esito. dove sorgerebbe questo ponte. Sorgerebbe a fianco, diciamo, della parte storica del lato minore sud della parte storica della Carnielli, quella che segue l'acqua del Meschio, e metterebbe in connessione il centro città con gli impianti sportivi, tutta la zona sportiva della città, e si Palazzetto prolungherebbe. dello sport, insomma. Esatto. Ok. Poi questa obbligatorietà di realizzazione del ponte è caduta con il tentativo di facilitare la dismissione dell'area. Sì. Però una volta dismessa, e adesso che si stanno facendo tutti i ragionamenti della cosa, si è visto che torna utile ripensarlo. È chiaro che Ad oggi non è nulla di deciso, mi pare di capire. No, neanche la tipologia di viabilità che va da via Dante al Meschio è stata... Ho visto decine di approcci diversi e credo che fra non molto si arriverà a definire la cosa. Ma la va che senza il ponte avremo una bretellina cieca dove bisogna sia entrare che uscire, dalla quale uscire. Col ponte invece si andrebbe a appunto avere tutti quei vantaggi viabilistici. L'unica cosa che mi dicono che il ponte, ancora quando fu pensato all'inizio, non avrebbe interrotto la ciclabile, che avrebbe continuato a passare senza essere interrotta da questo ponte. Note tecniche che adesso non... questo ponte porterebbe un po' di più traffico, che sarebbe facilitato nella zona sportiva, e lo toglierebbe da via Vittorio Emanuele. Quindi nell'ambito dello stesso quartiere ci sarebbe un riequilibrio un pochettino diciamo, dei flussi, sì. Sarebbe molto comodo averlo e probabilmente avremo sempre chi contrario, sì, magari ovviamente, certo. delle cose, magari l'indagine potrebbe essere fatta in via Vittorio Emanuele, avrebbe forse un altro esito, no? Comunque al momento è solo pensato, si tratta di vedere se poi sarà possibile, perché costa soldi fare un ponte, quindi vedremo alla fine. Vedremo, qui i minuti scorrono e avrei tante cose da chiederle, Sindaco, in questa situazione che vogliamo volutamente un po' più informale rispetto al nostro studio classico, ma insomma nella settimana di Ferragosto ce lo concediamo. Avete sentito anche un elicottero passare prima, ma ci perdonerete. Un altro tema caldo di queste settimane è quello dell'asilo di San Giacomo. Forse ne avevamo già iniziato a parlare l'ultima volta che lei era stato ospite appunto con Claudia Borsoi alla Città che vorrei. Lì eravamo un po' all'inizio di quello che si era prospettato, cioè appunto di questa indagine sismica che ha decretato, diciamo, una possibile pericolosità per l'asilo di San Giacomo di Veglia. Da lì si è alzato un polverone, come sempre succede. Le chiedo in estrema sintesi di riassumere un po', perché magari qualcuno si è perso qualche passaggio, di riassumere un po' la vicenda e soprattutto a che punto siamo. Allora, la vicenda è presto detta. Quell'asilo ha un'indagine sismologica, come si dice. È risultato non avere le caratteristiche minime di garanzia di sicurezza. È rimasto buon ultimo perché, come ho detto in altre volte, qua a Vittorio Veneto, sapendo che siamo in una zona particolarmente a rischio sismico, sono 20 anni che abbiamo guardato le scuole e siamo intervenuti sulle scuole, tanto che oggi le possiamo già considerare il nostro parco abbastanza a posto. Questo è rimasto indietro perché non era comunale, forse nessuno ci ha pensato prima. Sì, la direzione didattica che noi dell'amministrazione ci abbiamo pensato, invece abbiamo preteso di darci un occhio e abbiamo riscontrato appunto che sicuro non è. A questo punto cosa può fare uno? Due cose. La prima, trovare una soluzione temporanea dove mettere i ragazzi. Due, trovare una soluzione stabile per il dopo.
Per la soluzione, diciamo così, momentanea, la prima cosa che abbiamo pensato, un asilo libero, è quello dell'Antoniano. Quello in centro città. Sì, abbiamo parlato con le suore, le quali erano d'accordo nel cederlo, però si sono riservate il parere della loro sede centrale di Roma. Allora abbiamo inoltrato la domanda ufficiale alla sede centrale di Roma e il 23 luglio abbiamo saputo che c'era un sì. Parere favorevole. Parere favorevole. La struttura è una struttura che forse tu conoscerai, è anche graziosa, dentro l'asilo di una volta, un pochettino così accudito, non è male nel guardarlo, poi effettivamente non ha nessun accertamento sismico. Probabilmente non c'è neanche casa tua e neanche casa mia, certo. No? Gran parte delle cose non ce l'ha, le scuole sì, sì, l'ospedale sì. Questo tipo di accertamenti spiace dirlo, ma è una cosa relativamente recente, cioè Esatto. Stiamo parlando degli ultimi 20 anni. Ecco, con gli obblighi giusti anche ecco, meno. Ecco, anche diciamo meno. Così. E quindi quella era la soluzione unica che avevamo trovato. C'era stata anche proposta l'altra soluzione, quella di dividere i bambini a gruppetti sulle altre scuole, che a questa soluzione abbiamo detto subito di no, i bambini stanno assieme con le loro maestre, eccetera. Successivamente a questa soluzione, la settimana scorsa, dopo alcune interlocuzioni via lettera, ci siamo trovati con la proprietà del Cesana per vedere chi faceva la spesa su quell'immobile che non è comunale. Il Cesana ha dichiarato che perlomeno per quest'anno certamente non aveva le disponibilità economiche per intervenire, per cui ci siamo proposti noi di farlo, però noi per spendere soldi del comune in un immobile che non è comunale, dobbiamo creare delle condizioni, per esempio un numero sufficiente di anni a disposizione, di avere gli immobili a nostra disposizione, allora diventa legale fare questo tipo di investimento. Il Cesana ci ha risposto che per lui andava bene e quindi adesso dobbiamo passare all'incarico di un progettista che faccia il progetto. Avendo il progetto in mano si sa quanto costerà, che tempi per la realizzazione. Lo stesso progettista dice anche, guardate che non è indispensabile che i bambini se ne debbano proprio andare, perché secondo me può coesistere sia il cantiere che il collo. È l'ultima soluzione, diciamo, che era uscita sul piatto. Sì, che però per me non è ancora una soluzione, perché di questa soluzione prospettata io ho informato sia i genitori che la direzione didattica, perché dico è un ingegnere averlo detto, sì, non un insegnante, esatto, non un genitore, quindi facciamoci l'idea ben precisa di cosa comporterà questo, certo, e se effettivamente è compatibile, per noi come amministrazione comunale lo preferiremo, è una spesa in meno, certo, per noi, se i bambini possono star là. Speriamo che la cosa si concreti con un parere anche del responsabile, l'RSPP della direzione didattica, il quale taglierà la testa al toro e dirà è possibile, non è possibile, è sicuro, non è sicuro. Okay. Ci sarebbe poi un'ultimissima opzione che è sorta ex post, solo quando abbiamo chiesto alle direzioni didattiche, con questo distanziamento sociale nell'ambito delle scuole, quindi occupazione di tutti gli spazi delle scuole, per fare i conti, per vedere se c'erano degli spazi ancora disponibili. Ne abbiamo trovate 3 aule al primo piano della scuola dell'asilo di San Giacomo. Di Carpesica. Ho sbagliato. Di Carpesica, che è stato messo a posto sismicamente pochi anni fa, sì, è recente, diciamo. E le 3 aule sopra il primo piano non sono mai state utilizzate e quindi sono là con i loro bagnetti piccoli, qualcosa. Non è il massimo perché è comunque lontano da San Giacomo. Lontano per noi siamo un po' troppo comodi, no? Ma certo, insomma è lontano, comporta spostamenti, comporta seccature, comporta tempi anche per le famiglie.
è innegabile. Quindi adesso sto aspettando che rientri dalle ferie il progettista perché mi faccia il progetto su San Giacomo. Da là poi nascerà tempi, modalità. Ok, quindi i genitori devono pazientare ancora un po'? Direi di sì, Ok. direi di sì, ma non credo, perlomeno per quello che riesco a leggere io dal referto, non credo che ci vorrà moltissimo, ecco, Ok. per realizzare queste opere. Speriamo che sia così, perché abbiamo visto anche sì, Un tanti po', genitori che insomma giustamente anche dal loro punto di vista si sono ma questi genitori devono mettersi anche dal punto di vista dell'amministratore che dell'amministratore. non fa i miracoli, fa Certo, certo, fa certo. quello che si riesce. Dunque, altra cosa veloce, traforo di Sant'Augusta, Mm? a che punto siamo e quando... Non dirmi quando, no, non no, farmi domande di io questo le tipo. domando quando in macchina guiderà uno dei due e con una telecamera percorreremo per la prima volta il traforo di Sant'Augusta. Non te lo so dire, so che ANAS è ripartita, ANAS è libero di farsi il suo traforo quando e come vuole, no? Ok, so che è ripartita, so che si è rifermata perché su quel punto là deve passare quel famoso cavo da 20.000 volt. Sì? E allora fare il lavoro per poi spaccarlo in due No? per il cavo, forse no, no? E allora quindi è meglio che prima passino quel cavo Sì. sotto e ho visto che c'è l'impresa, qui tubotti, Ok, quindi sono già appena quelli saranno transitati sul sedime, credo ci che sono tutta ANAS una serie di appunto sottoservizi, cose tubi che da applicare sotto e dopodiché la parte sovrastante verrà finita. Credo che tanto non ci si impieghi, il tratto è già ben definito, lo puoi vedere con gli occhi, quindi certo. si tratta di non un grande Quindi lavoro. possiamo accendere la macchina e aspettare. Compra la benzina su una tanica. Ecco, dunque non abbiamo toccato, se non proprio di sfuggita, il tema coronavirus, perché ormai se ne è parlato fin troppo, però purtroppo in città, come anche da altre parti, insomma qualche caso Qualche caso, è sì. tornato. Secondo lei è... Eravamo a zero per alcune settimane, eravamo a zero. forse per un mese, anche qualcosa di più. Anche qualcosa di più. E... Poi un caso asintomatico o paucisintomatico, quindi a domicilio, poi sono diventati 2 così, poi 3, poi 4, poi 5. Temevo arrivasse il sesto, invece si è fermato a 5, oggi me ne hanno mandati 4. Forse uno ha passato quel periodo e si è negativizzato e quindi si può considerare guarito. Comunque di positivi oggi tutti a casa. Diversamente dalla prima ondata sono cambiate le età, perché i 5 che erano positivi, uno aveva 19 anni, uno 20, uno 26, uno 50, uno 56. Quindi Quindi età media più bassa. più bassa, forse frutto Stiamo della movida, sì, forse, boh. stiamo sentendo in questi giorni che ci sono vacanze, ritorni da vacanze in cui magari appunto si dimentica un po' la mascherina, discoteche, cose del genere. Speriamo che questo non dia... Speriamo, qua la malattia continua a non essere nota quindi... nelle sue particolarità, quindi la sua evoluzione. L'unica cosa che sappiamo è che il distanziamento sociale funziona, mascherine e il distanziamento sociale funziona. Bisognerà farne anche un pochettino a meno perché non possiamo uccidere l'economia, Certo. ma la prudenza, quella cerchiamo di mantenerla. Secondo lei, lo chiedevo anche a Fasan qualche giorno fa, soprattutto sul turismo per il nostro territorio, che tipo di ricaduta... Ma ho l'impressione che gli italiani non siano andati tanto lontani e si muovono ben di più nel loro territorio. All'interno. Sì, sì, ho l'impressione. Mancano gli eventi perché gli organizzatori di eventi non se la sentono di organizzarli perché rischiano. Certo. E quindi non se ne sono fatti e quindi in tutta libertà vedo che la gente si muove più vicina a casa, ma si muove e quindi lo si percepisce questo movimento maggiore. Naturalmente larghe fasce dell'economia, quelle legate alla residenzialità, agli alberghi eccetera, che sono ancora in forte sofferenza.
specialmente i turisti dall'estero Sì, no. latitano, e invece come turismo interno c'è abbastanza movimento. Siamo quasi in chiusura. Ci troviamo al Parco Papadopoli, polmone verde della città. Beh, innanzitutto qui vicino c'è sempre Villa Papadopoli, che è lì, Che langue, e speriamo che che prima o langue. poi si possa... Dai, ci proviamo. Ecco, non le chiedo entro quando qua, perché sì. Comunque stai sicuro che ci stiamo provando anche Ah, adesso. molto bene. Deve dirci qualcosa, Sindaco? No, No. ma che ci stiamo provando, sì, non è dimenticato. Mentre una cosa un po' più semplice è quella dello sfalcio dell'erba, eccetera. Come tenere pulito il Parco Papadopoli dopo che da qualche mese insieme per Ceneda non si occupa più dell'accudimento del parco. Stiamo strutturando anche questo accudimento del parco, l'abbiamo fatto vedere anche a grandi esperti. L'esperto che si fa anche il parco del Miramar è venuto a vederlo. È rimasto favorevolmente impressionato dal patrimonio arboreo che c'è, dice che ci sono alcune essenze che da sole valgono il parco, però ha notato appunto che ci sono delle siepi che non c'entrano nulla con la logica arborea storica del parco, ha notato alcune particolarità che richiedono un intervento di pulizia, quello lo vedevamo anche noi, no? Certo. Ma anche proprio sul patrimonio arboreo, in modo tale da ridare quel tono aulico che dovrebbe avere un posto del genere. E siamo prossimi alla firma di un contratto con una ditta che se ne farà carico, appunto, ripeto, non solo dal punto di vista dello sfalcio, ma proprio della gestione del verde. Certo. E non solo, vorremmo anche completare quel po' di impianti elettrici che ci sono per avere disponibilità di corrente per la lucina, oltre che anche lo svuotamento dei cestini. Ok. Sindaco, siamo in chiusura, dove andrai in vacanza? In vacanza andrò a Cipro un po' di giorni a metà settembre, perché c'è un matrimonio di un parente acquisito, ecco, e quindi andremo sperando che non ci siano dopo difficoltà nel rientro. Mi raccomando, mascherine, eccetera, perché sennò poi... No, a Cipro sembra anche abbastanza libera dalla malattia, c'è qualche caso. L'importante è che poi non si infittiscano tanto da generare problemi al rientro. Certamente. Se no, metto fare più lunghe. Se no, esatto, poi magari non fate più consiglio comunale, i nostri telespettatori Teleconsiglio comunale. Non sanno come fare, esattamente. Sindaco, grazie per la disponibilità. Grazie a voi. Ultimi secondi per salutare i nostri amici telespettatori che ci seguono sempre con assiduità in questa calda estate 2020. Auguriamo loro di potersi riposare. State tranquilli che qua noi cerchiamo di fare il nostro meglio. Molto bene, grazie al sindaco di Vittorio Veneto, Antonio Miatto, per essere stato nostro ospite in questo studio all'aria aperta. Fantastico. Molto bello, abbiamo studiato nei minimi dettagli. Grazie sindaco, noi continueremo anche nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, così a raccontarvi questa nostra estate vittoriese.